Bene raga, ciao a tutti del commentone veneziano. Allora oggi video un po' particolare. Oggi andiamo ad unboxare due box appunto della nuova espansione Wild o Wilds o Wales o come cavolo volete of Eldraine o Eldrine, sempre quella scelta finale. Abbiamo Terre Selvagge di Eldraine pre-release, Terre Selvagge di Eldraine, il bundle, diciamo quello, il fat pack, diciamo. Ecco, io ho già aperto il set booster, è andata molto bene, però vediamo cosa troviamo qua, tutti insieme. Questo lo apriamo insieme, l'altro me lo apro, me lo sono già aperto, con la comendina, che a proposito, eccoci qua. Abbiamo il Gingerbread e la Ginger al femminile, eccole qua, insieme, siamo appunto io e la comendina, e godo. Eccoci qua, adesso devo mettere la comendina qua, insieme al bacotto. Eccoci qua, scusate, sono i soprannomi un po' curiosi che ci diamo noi. E andiamo con il pre-release pack Terre di Eldraine. Ok, cerchiamo di non rompere perché ci tengo, io mi tengo anche tutte le cose, le scatole, lo so, ho dei problemi ragazzi, ne sono consapevole, ma è così. Eccoci, che bello, che bello, che bello. Cerchiamo di non rompere niente, i segnalini mi interessa poco onestamente. Eccoci qua, abbiamo il pre-release pack, abbiamo il dado, credo anche due dadi, bene, godo, eccolo qua, nero e viola, diciamo una fiorentina. Qua per le buste per draft, poi di là invece sono le buste booster, diciamo le set booster. Scusate raga, ma ho un caldo da morire e non sono proprio al massimo della forma. Ok, ok, ok e ok. E qua abbiamo questa che però ce la teniamo per dopo, che è diciamo la carta promo. Speriamo sia una bella promo, una promo succulenta. Qua non c'è più niente, no, abbiamo solo un drago. Perfetto boss, ok, qua possiamo mettere dentro, tanto questo va di diritto in collezione. Ecco, se sono capace, il Cume è famoso per fare cappelle a nastro. Ok, magari chiuditi, grazie. Ecco, già vedo cose che non mi piacciono. Oh madonna, perché ste robe, perché è storta? Ma non mi sembra che sia storta. Aspetta, forse va così, non credo però, vediamo, forse sì, va così, ovviamente va così. Bene, questo poi ce lo inscoccettiamo. Scusa, ecco, lo mettiamo così perché non ho voglia di bloccare il video. Bene, abbiamo un bel po' di buste, più questa, che ci apriamo alla fine. Buono, cominciamo con la prima raga, inizia lo sbustamento selvaggio. Allora, vabbè, le prime sono sempre, diciamo, aspetta un attimo, vediamo che sia tutto giusto. Facciamo così. Ok, niente di meraviglioso, niente di meraviglioso. Sempre così, devo vedermele da qua, non dal video, se no. Ok, cominciamo con le cose un po' più succulente. Finora niente di emozionante. Feretro di cristallo, qua abbiamo meno, diciamo, carte big perché è più sul set booster che sul draft booster. Sì, diciamo che la booster per draft ha meno bombe di solito. Feretro di cristallo, Famiglio di rovi, questa diciamo è la carta rara, obbligo con l'arte particolare. Poi abbiamo una stregoneria foil, un po' del cavolo, una palude, questa è sempre ben gradita, e questo c'è frega niente. Mettiamo rosso, scusate, nero, verde, blu, bianco, rosso, terra, blu, che poi me le metto in ordine dentro i quaderni con più facilità. Questa qua non so se può avere qualcosa perché ho anche il tablet qua a portata.
ma solo le mitiche hanno un valore, diciamo, nero e terra. Boh. Primo pack non proprio splendido, però nei pre-release di solito non c'è mai niente di devastante, però costano poco, bustate in più, ci può sta. Ok, sto cercando, mettiamoli già così, rosso, nero, questi vado veloce che tanto non sono importanti, blu, bianco, rosso, bianco, nero, ok, anche qua niente di che, abbiamo un'arte particolare però sotto, quindi speriamo sia qualcosa di buono. Testuggine fiorita, questa è una mitica. Inoltre testuggine tra campo di battaglia, attacca, macina 3 carte, poi sul campo di battaglia tappa una carta a terra sul cimitero. Le abilità attivate delle terre costano 1 in meno. Le creature terra che controlli prendono +1/+1, bella però non credo adesso. Vediamo, no, questa in realtà ha un mini valore di tendenza 3,5 €, noi non la buttiamo via. Qua non si butta niente. Bella, comunque una mitica, fa sempre piacere. Mettiamola da parte. Qua abbiamo una eruzione di mana, bella, bello l'art, come carta non è che ha un valore incredibile, però noi sappiamo ce ne sbattiamo del valore. Pedina cibo ci serve, ottimo, bene. E la mitica potrebbe essere, ve lo dico già, anche l'unica, non è detto. Speriamo di no, ovviamente. Non speriamo di trovare i biscotti perché vorrei chiudere questa, ne ho per 2, ne vorrei altre 2, grazie. Boh, andiamo avanti. Vabbè, questi andiamo veloci, nero, verde, blu, faccio una fatica, non so se vedere la telecamera o normale, cioè, alcune gli unboxing sono una cosa bellissima. Bianco, nero, un bel verde, un bel biancone. Qua abbiamo una creatura leggendaria ma niente di speciale. Qua abbiamo somnofago crudele. La fattispecie del somnofago sono pari al numero di carte creatura in tutti i cimiteri. Carina, mi piacciono queste carte, niente di devastante, però va bene. Black. Qua abbiamo liberazione ardente. Giocatore cazzo, questa è bella, però costa tanto, però bellissima l'arte di questa, molto molto figa. Qua abbiamo, ecco, una bella terra e uno spiritello. Andiamo avanti. Ok, andiamo veloci. Nero, verde, un bel blu, un bel bianco. Dai, datemi un biscottino, che devo chiudere i biscottini. Bianco, verde, nero, rosso. Vediamo se c'è qualcosa di pesante. La fine. Lanciate se tutti sono fra 5. Vabbè, niente di che, però bellissima la disegno, stupendo. Questa ne ho già 3. Questa dovrebbe essere la quarta, bella però. Niente di fondamentale per la vita. E la bella terra. Ripeto, questi pack sono sempre un po' così, non aspettatevi cose gloriose da sti pack. Qua andiamo a chiudere, andiamo veloci, se no non è che farò un video di 72 ore. Blu, bianco, blu, rosso, blu, blu. Questa comunque mi piace, è una carta che ho giocato molto, non ovviamente in... sì, diciamo, non è una carta da Modern, però nel formato cumendiano si può giocare ovviamente, non è male. Ok, no, qua abbiamo, questo ce l'ho già, creatura leggendaria, nobile elfo, rara, ienna, reggente di zanna rossa. Ok. Tutela oscuranza del tuo mantenimento, rivela la prima carta del tuo grimorio, aggiungere alla tua mano, perdi punti vita per il solo. Questo diciamo, è un dark confident, diciamo, a mo' di
incantesimo, bello però, così dovrei averne già uno anche. Rintocco di mezzanotte foil, bellissima questa, non tanto per la forza, ma per l'arte e il fatto che sia foil. Ok, è una bella isolotta. Ok, stiamo per finire, diciamo, le carte del draft. Ok, andiamo. Ok, rosso. Vediamo se c'è qualcosa di bello, di succolente. Niente. Foce, zuccherina divoratrice. Cioè ragazzi, c'è solo la bellezza di questa carta fa tutto però, No, cioè me ne frega niente, può valere anche un centesimo. Meravigliosa. Metodi grifoni ne ho già 50. E dopo abbiamo una terra e una pedina creatura topo, bellissima. Una delle pedine forse più belle in natura. E vediamo qua, ti prego, dai, una bella carta del pre-release. Allora, questo non ci interessa. Blu, quindi non proprio il mio colore preferito. Lontra elusiva. Beh, niente di eccezionale sinceramente, però comunque c'è il simboletto in ricordo dell'espansione. Ok raga, abbiamo finito le prime buttate. È arrivata comunque una mitica, poteva andare meglio sicuramente, però non mi aspettavo tantissimo in questi, diciamo, booster del draft. Eccoci qua. Allora adesso mettiamo i biscottini un attimo qua e ci apriamo invece quello che sulla carta potrebbe essere sicuramente meglio. Ovviamente che il set booster è sicuramente molto molto meglio, sono più carte, più possibilità di trovare, puoi trovare anche 10-11 mitiche, però quello me lo sbusto sempre con calma, con la fanciulla. Eccoci qua, se magari possiamo, io sono proprio bravissimo nel fare queste cose manuali, è proprio la mia, sono proprio nato per questo. Guarda, deficiente. Eccoci qua, è bello che è fatto apposta per non fare cagate, io le faccio ovviamente. Vabbè, dopo il sistema non è un problema, dopo il sistema qua, però sono un po' una pippa. Buono, sappiamo già cosa c'è dentro, perché insomma, no, solo questo però vale il prezzo del biglietto. Perché fatalità? Ah, però non è rigido come quello del set booster, però ci sono io ragazzi, eccomi qua in copertina. Perfetto, perché qua stanno cadendo le pedine, mamma mia, ok, facciamo un po' di spazio. Questo vale sempre il prezzo del biglietto, c'è poco da fare. Abbiamo questo che non ci serve una mazza. Qua abbiamo le buste, set booster, però sono in inglese queste, ma fotte sega. Qua abbiamo il dado bello obesotto, eccolo qua, dado iper obesotto, perfetto. E qua abbiamo questa, niente di che. Su questo non siamo molto fortunati sulla carta, diciamo, speciale. Magari fra un mese sarà vale 50 milioni di euro, però. Ok. Qua abbiamo le solite terre, tutte nella terra. Questa la mettiamo qua intanto, eccola qua. Ciao. Tutte le terre di tutti i colori, foil e non. Ok, le mettiamo con le terre. Ormai le terre, ragazzi, se vendo le terre 0,50 l'una, ciao, sono un uomo ricco, sono. Perfetto, questo è qua, possiamo metterlo via, che non ci serve più. Allora, rifacciamo un po' di ordine perché mettiamo la cosa che l'abbiamo vista, non è niente di mostruoso. Ho trovato la Blood Moon nel set aperto da solo, una versione alternativa molto bella, però sono proprio contento che mi serviva, ne avevo solo una, che l'avevo fatta vedere anche nel video
degli acquisti di luglio, mi sembra. Quindi ecco, non ho sbustato bene da solo, vorrei sbustare bene anche con voi, ma eccoci qua, mettiamo il fume, ecco qua. Aspetta un attimo, scusate ragazzi, eccoci. E vai raga, si parte. E adesso speriamo di portare a casa, aspetta, i 2 biscottini però devono stare vicini, se no piangono. Eccoli qua. Ciao ragazzi. Bene, si parte. Allora, questa speriamo di trovare una filmata, almeno ne ho trovate qualcuna, ma sì, ecco, non è comunque fondamentale. Allora, le terre su te, mamma mia quante terre che ho. Andiamo avanti un po' veloci, scusate raga. Ok, mi spacco la schiena. Allora, verde, 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 blanco, rosso, blu. Dai, biscottini, provo a trovarli. Niente di che. Subito una mitica, bellissima anche questa. Però forse ce l'ho già, comunque una in più di certo non la buttiamo via, non penso ci sia un valore importante, infatti non c'è, per in realtà non è qua che devo guardare, vediamo un attimo qua. Beluna, sono curioso. È la seconda Beluna che trovo. Infatti non vale un cazzo, però molto bella l'arte. Subito partiamo con una mitica, speriamo non sia l'unica. Garruk. Ancora, cioè 5 ne ho di questi, 5. Basta. Però foil forse è il primo, quindi beh, sono contento ragazzi, è la cosa più bella del mondo. Ci siamo già bruciati la mitica, speriamo di no. Comunque principalmente cerco i biscottini, E comunque è una carta che vale anche molto forte, quella carta. Non è firmata ovviamente. Allora, terra. Ragazzi, mi sono trovato, ce ne ho già, è il secondo con questa versione qua, perché c'è l'altra versione che ho fatto vedere che sono diverse, è la stessa carta, ma sono diverse. Anche queste ne voglio 4, quindi dai, va bene, va bene. Da che ci siamo? Diciamo che io comunque di mio non ho proprio un gran culo di solito, con questi spacchettamenti. Lord Skitter Sewer King, in un inglese perfetto. E beh, il ratto nobile, signori, io me lo godo. Copy Enchantment. Questo non mi ricordo neanche se hanno un valore o qualcosa, però è una bella rara, con una bella arte. E qua ci godiamo una foil. Questa è una della lista, credo. Ok, ma non mi sembra niente di speciale, ma sbaglio. Non mi posso ricordare tutte le carte. Caldo che ancora, ragazzi, che stufo. Vogliamo la biscottina, vogliamo la biscottina. Allora, blu, blu. Qua abbiamo un Trojan, quindi tutto bene. Ok, ok. Beh, madonna, è bellissima questa. Stupenda, mamma mia, art meravigliosa. L'Arconte che è il terzo, mi sembra. Questa bellissima l'arte, però non c'è nulla di succosissimo. E la cosa non mi piace. Noi vogliamo le cose succose, ma dico, la sbustata migliore che ho fatto di una carta che per carità adesso sta sui 90 euro, però quando l'ho presa era sui 40. Però di solito non ho una gran fortuna io, amorosa invece ne ha parecchie, però intanto ci becchiamo una firmata e godo. Allora, ecco, le terre così ne le voglio, grazie. Vogliamo la biscottina, però senza la biscottina non so, anche il tipo tosto, ne ho uno solo di cos'è il tipo tosto, cazzo è. Sono carte che non contano un cacchio, però io le amo perché c'è il biscottino che sono io, cioè è il mio meme, cioè, è proprio il mio meme al 100%. E questo anche, non voglio proprio spoilerarvi le big. Spellbook Valor, Human Fission, lingua come indiana perfetta.
Ah, questa è buona, mi piace questa, mi piace. Questa per dei mazzi che voglio montare, ci sta la seconda che ho trovato. Però dopo, questo bel lupetto foil. Ok, niente, c'ho più culo che amorosa. Un'altra luna insanguinata, cazzo, però la biscottina, no, la carta non è neanche mitica, cioè, porca miseria, almeno per ne averne tre, niente. Ok. Magari sto trovando carte che valgono, non lo so, non credo, però. Questa è bellissima, però le arte di ste carte sono qualcosa di meraviglioso. Ah, qua troviamo un'altra come si ciambellona divoratrice, bellissima. Questo è l'altro Jark, quello, diciamo il Dark Confident senza le gambe. E qua una carta un po' così. Mamma mia, questo è veramente un mazzo, una bustina un po' così. Ecco, dai, cazzo, se mi giocato la mitica subito, no, che sfiga, oh. Che sfiga, ragazzi, mamma mia. Dai, dammi il biscottino. Terra inutile. Artefatto, ma non quello che volevo. No, questo cos'è? Il cacciatore di Ginger, questo è la mia nemesi praticamente. Greta. Abbiamo Greta, sono più tranquillo con Greta. Questing Druid. E troviamo una bella mitica, seconda mitica con l'arte alternativa. Vediamo se è una buona mitica, perché sul blu io proprio sono abbastanza pippa. Eccola qua. Adesso vedi 1.000.000 euro. 5 euro, dai. 5 euro. Seconda mitica. No, non è questa però. Questa è un'altra ancora, è un'altra. Ha un altro art. Forse è. Aspetta un attimo. Mostra a tutti. Sono dal tablet, ragazzi. Questa griglia. Vale di più, fiori. Siamo sugli 8 euro. 8 euro. E te la godi, questo è bene. Fatalità del colore che odio di più, però va bene. Cioè, non è che lo odio i bei mazzi blu, però. Blu bianco, blu nero, rosso blu, però non è un colore che amo. Non lo so, vabbè. Va bene, due mitiche, dai, stiamo recuperando. Siamo in rimonta, però il biscotto, veramente. Potere del biscotto. Questa è bella, peccato non sia firmata. Noi abbiamo Terra, Red Passion, Black. No, eccolo qua, cos'è il biscotto tosto, il tipo tosto. No, il secondo, eccolo qua, Food Golem. Anche questo lo volevo, eccomi qua, in una versione molto arrogante e godo. Dai, qua c'è anche la biscottina. Me lo sento che c'è la mia biscottina. Ti prego, biscottina. Ti prego, biscottina. Ti prego, biscottina. Un bel ratto qua, bellissimo. Ancora, posto. Niente. One cazzo, proprio. E chiudiamo con l'ultimo sbustamento. Una buona terra. Full art. Black. White. Green. Blue. Iona, perfetto. Carta della vita. Qua il biscottino annullava. Qua abbiamo un guerriero. Cruelson. No, questa carta è devastante. Vabbè. Niente da fare. E nulla, ragazzi. Il biscottino me ne devo tenere 2. Chiudiamo così. Buono, raga. Niente, a cazzo di biscottini abbiamo trovato
diciamo il tipo tosto, la cosa del biscottino tosto e diciamo il ginger brutto in un'altra versione, però ne abbiamo trovato quella che volevamo, come sempre, la sfiga regna sovrana, peccato, me ne tengo due, in caso le altre due me le prenderò io ovviamente, e entriamo sotto il comandone veneziano, unboxing diciamo nel complesso dai. Comunque due mitiche più tre sulle tre mitiche, contando che sono due bundle diciamo non tra i più pregiati, ci può stare, ci può stare. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!